Venerdì scorso è collassata l'ala esterna dei vecchi magazzini del SA all'interno della Villa Otelio Savorgnan ad Aris in comune di Rivignano Teor. Da tempo la locale amministrazione aveva segnalato alla regione il pericolo di crollo. Purtroppo la previsione funesta si è materializzata lo scorso 12 giugno. Massimo Tonizzo, assessore comunale ai lavori pubblici. L'immagine parla abbastanza chiaro. Questo ormai non è una cosa nuova purtroppo, e quindi siamo qui a testimoniare di nuovo l'ennesimo crollo qui in Villa Savorgnan Otelio. Tra l'altro una struttura che già da più di un anno e mezzo stavamo comunicando con gli uffici preposti della regione dicendo attenzione, guardate che le travi si stanno marcendo e quindi fate un intervento al più presto. Le risposte erano sempre le stesse: sì, non preoccupatevi, stiamo lavorando e quindi ci stiamo preoccupando di questa situazione. Il risultato è questo. Cosa dire? Purtroppo non voglio fare polemica perché insomma è inutile fare polemiche, per fortuna nessuno si è fatto male, non è successo assolutamente nulla e quindi questa è la cosa più importante. Il punto è, e lo ribadiamo ormai da sempre, gli enti al di sopra del comune purtroppo non sono in grado di dare dei servizi efficienti. Chi di meglio di un amministratore locale che tutti i giorni controlla e vigila il proprio territorio è in grado di valutare e capire quali sono le priorità che vanno fatte. Purtroppo solo telefonando, mandando semplicemente delle mail, i risultati sono questi. Quindi Stato va bene, regioni forse, i comuni secondo me bisogna dargli più forza, più potere per poter gestire queste situazioni. Assessore, seppur voi siete una delle poche realtà fuori dal patto di stabilità, grazie alla fusione, dunque con la possibilità di intervenire, a frittata consumata però la gente grida al lupo al lupo. Infatti questa è un'opportunità grazie appunto alla fusione che abbiamo fatto insieme a Teor, Rivignano Teor. Per 4 anni siamo fuori dal patto di stabilità. Voglio dire, abbiamo questa fortuna perché è una fortuna e un privilegio. Diamo la possibilità ai comuni, visto che hanno anche una capacità molto più snella di essere operativi, diamo la possibilità ai comuni che sono al di fuori di questo vincolo di poter operare. Se avessimo avuto i soldi che tuttora sono stanziati per poter fare questi tipi di interventi, penso che nel giro di pochi mesi la soluzione si sarebbe già trovata. A livello operativo, quando i primi interventi? Facciamo le dita e non sappiamo ancora perché di certo non c'è ancora nulla. Il punto è il prossimo mese la Regione dovrebbe istituire la legge che di fatto dona al comune di Rivignano Teor la Villa Otelio, i magazzini del sale, quindi tutto il compendio dove noi ci troviamo in questo momento, con 2.300.000 euro per poter fare recupero. Quindi ora ormai penso nel giro di un mese questa situazione qui non si sblocca. Quello che posso dire io da assessore ai lavori pubblici, l'impegno massimo dell'amministrazione comunale è quella di prendere mano subito a questa situazione non appena la proprietà diventa nostra e cantierare in pochissimo tempo questa struttura. Ha bisogno di un recupero, già è stato fatto un bel lavoro da parte della Regione l'anno scorso nei magazzini del sale, ora recuperiamo la villa che anche quella non è in buone condizioni, mettiamo in sicurezza questo sito e direi finalmente diamo vita a questa Villa Savorgnan. Tutti per il Friuli continua nella sua opera di conversione dell'attuale regione autonoma in provincia autonoma del Friuli da una parte e città metropolitana autonoma di Trieste dall'altra. Dopo la convention di fine maggio a Rivignano, cosa è emerso? Dopo aver lanciato questo progetto, questa proposta che prevede in estrema sintesi 2 cose. La prima, sostituire la regione Friuli Venezia Giulia e tutti i innumerevoli e spesso inutili enti intermedi con solo 2 province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste, esattamente come avviene in Trentino Alto Adige, e seconda cosa, stabilire un equo tetto massimo al compenso tanto dei dipendenti quanto degli amministratori pubblici, sia di società partecipate dalla regione e anche dipendenti della regione o comunque dipendenti pubblici stessi. Dopo aver lanciato questo progetto devo dire che abbiamo constatato un notevole entusiasmo nella popolazione. Tantissime persone, magari non abituate a seguire la politica, hanno riscoperto in questo progetto concreto
un'opportunità di fare una cosa positiva per i cittadini e hanno dichiarato la loro adesione. Io stesso vengo fermato per la strada e ricevo tantissime telefonate e lettere, sia in comune che nel mio ufficio, di persone che mi chiedono come si fa per aderire e come si fa per dare una mano, a dimostrazione che se si ha una proposta giusta, diretta a ridurre le spese, a migliorare i servizi, allora non è vero che i cittadini non si occupano, ma anzi sono disponibili a interessarsi della cosa di tutti con grande passione. Ecco, voi volete fare le cose speciali. Beh, la regione Friuli Venezia Giulia ha meritato per varie ragioni la sua specialità e ha saputo anche pur con dei luci ed ombre chiari e scuri, gestire negli anni questa specialità in maniera oculata, e questo è un punto chiave, fondamentale, cioè si può essere speciali se la specialità rappresenta un'occasione di virtuosismo. Cioè la specialità deve andare di pari passo con oculatezza nella gestione della cosa pubblica. Per quello la nostra proposta organica prevede la sostituzione della regione con le 2 province autonome e il tetto massimo al compenso di amministratori e dipendenti, perché appunto specialità vuol dire non sprechi di denari pubblici, vuol dire risparmi di denari pubblici, migliori risorse e minori costi, quindi minori tasse per i cittadini. E adesso qual è il secondo passo? Ora abbiamo lanciato il 30 maggio questa proposta e ci siamo dati tutta l'estate di tempo per vedere se la proposta attecchisce nella popolazione friulana e triestina, perché anche analogamente a Trieste si sta muovendo qualcosa a seguito del nostro lancio dell'idea, e se ci saranno queste 1000 adesioni, ma siamo già a buon punto dopo pochi giorni, e se ci sarà entusiasmo e tanti volontari disposti a impegnarsi per questo progetto, allora andremo avanti e a settembre-ottobre, in autunno, inizieremo a depositare i quesiti referendari, un referendum abrogativo e propositivo, e inizieremo la raccolta di firme necessarie per sostenere questo referendum, 15.000 firme dobbiamo raccogliere, quindi un obiettivo estremamente impegnativo, ma se saremo in tanti ce la possiamo fare, e possiamo iniziare questo percorso finalmente con un referendum, e quindi da soli i cittadini possono fare quello che i politici in tantissimi decenni non sono riusciti a fare. Alle male lingue cosa rispondo? Ma chiaramente questo progetto, che ha riscosso un consenso pressoché totale tra i semplici cittadini, ha anche tra i politici, soprattutto quelli di professione, sollevato qualche preoccupazione, perché evidentemente ci sono delle rendite di posizione che qualcuno vuole difendere e tutelare, e quindi l'aver mosso questo idea e l'aver messo in discussione delle rendite che per sempre ci sono state ma non sono più sostenibili, ecco, ha messo sul chi va là qualcuno, e quindi ci sono state delle pressioni indubbiamente in questi giorni, ma insomma abbiamo delle spalle abbastanza robuste e quindi non ci fanno paura intimidazioni di nessun genere, di nessun tipo, provenienti da politici di professione, ovvero dai loro entourage di portaborse vari. Sagra dei Emui pronta anche per l'edizione 2015, che novità ci saranno quest'anno? Ma quest'anno abbiamo i 2 sabati che c'è Jonathan e Gianni Dego, e il secondo sabato 4 luglio che c'è il Mulino del Po. Sono 2 complessi, 2 orchestre abbastanza grandi, e speriamo nell'afflusso della gente, ecco. Poi c'è sempre la specialità alla griglia e i calamari, e niente, speriamo Ma nell'afflusso di gente, che è quella cosa importante, ma soprattutto in caso di pioggia siete attrezzati. Certo, ci sono i capannoni, qui molto ampi, adesso manca ancora qualcuno alle nostre spalle, e siamo pronti. Resta che dire, insomma, preparatevi. Sì, mi raccomando, numerosi, che vi aspettiamo con il nostro mangiare, la nostra simpatia e le nostre orchestre. Come ogni anno indaffaratissimi, comunque cerchiamo di darci da fare e siamo quasi pronti. Come diceva prima Lara, dobbiamo allestire ancora uno dei capannoni, dobbiamo preparare per le orchestre, approvvigionamenti e quant'altro, però stiamo procedendo bene. Insomma, vediamo che la squadra è ben oliata.
Certamente, ogni anno meglio, l'ho già detto e lo ripeto, anche quest'anno abbiamo nuove persone, abbiamo tante persone da fuori che vengono a darci una mano, che entrano in questa grande famiglia. Ogni anno meglio. Adesso andiamo a chiudere con la donna sandwich, che è colei che sta tenendo in mano il cartello. Anche lei fa parte della sagra dei Emui, non tiene solo il cartello ma fa anche altre cose, no? Sì, quest'anno di solito sono dietro le spine a aiutare. Nei box per l'appunto. Sì, decisamente. In cucina ci sono brave persone, siamo sempre stati abbastanza famosi appunto per la griglia e i calamari. E cosa dire ancora? Vi aspettiamo, venite numerosi. Sagra dei 2015, ricordiamo ancora 2 fine settimana. Sì, 27 luglio e quello venerdì 3 luglio e la grande chiusura domenica 5 luglio. Perfetto, non resta che dire. Vi aspettiamo. Sagra dei Emui, perché? Perché c'è tanta bella gente, perché ci si diverte, si mangia bene, i complessi sono favolosi e poi, come sempre, ci siamo noi. Colpo d'occhio assicurato. Sì, certamente.